parlerò sull'inserimento della vita di Malco di San Girolamo nella tradizione umanistica, un approccio fatto a partire dalla letteratura, sapienza e paideia classica e cristiana. L'interesse per la vita Malchi in quanto opera di tradizione umanistica. Per tradizione umanistica si intende in questa ricerca una nozione chiara e non scambiabile con l'idea di tradizione classica, di Classical Reception Studies. L'intento di questa indagine non è, se non solo marginalmente, di rilevare l'impiego che Girolamo fa dei classici, né di studiare in quale misura la vita Malchi si inserisce nella storia della ricezione dei classici, e neanche di studiare i suoi impieghi posteriori, ma di capire quanto essa si trova in linea con una tradizione precisa e definita dall'Humanitas classica e cristiana, anima delle lettere latine. Il termine tradizione umanistica evoca probabilmente con immediatezza gli umanisti del Rinascimento, i quali la rappresentano in modo egregio ma non esclusivo. Lo stesso Girolamo è una figura fondamentale in questa tradizione, costituita dall'amore per lo studio, per la verità, per la sapienza, dalla ricerca di senso, dall'amore per la parola, dall'unione tra vita e pensiero nella pratica virtuosa, dalla filantropia, nell'amare l'uomo concreto, la natura umana, la cultura, dall'apprezzamento di ciò che è migliore e bello. Queste note di Humanitas danno forma storica a una tradizione ben riconoscibile nelle lettere latine. La vita Malchi e la letteratura classica e cristiana. Girolamo nella vita Malchi, dopo aver dichiarato di stare scrivendo un'opera di studio, racconta che incontrò a Maronia un uomo di età avanzata chiamato Malco, accompagnato da un anziano. Faccio un breve riassunto dell'opera, soprattutto per evidenziare degli aspetti che mi interessano di più. Una coppia che lo incuriosì tanto da voler indagare sul loro rapporto, la cui storia gli è stata riferita dall'anziano stesso. Dopo aver lasciato casa a Nisidi ed essersi recato in un monastero nel deserto della Calcide, il giovane monaco ebbe una crisi spirituale che lo portò a decidere di tornare indietro, ma venne catturato durante il viaggio. Ormai da tempo rassegnato alla schiavitù, la sua quiete si interruppe perché gli fu data in moglie una schiava che era già sposata. La paura dell'impurità lo portò persino a considerare il suicidio, fortunatamente impedito dalla donna, anche lei volenterosa di vivere in castità. Tutto sembrava procedere in pace. Malco tuttavia era nostalgico della vita monacale. Così intraprese la fuga insieme alla donna, ma furono inseguiti dai padroni. Per evitare la cattura imminente, la coppia rischia ed entra in una grotta, entrambi ignari della presenza di una leonessa, che mirabilmente uccide i persecutori e lascia vivere loro. Alla fine raggiungono l'antico monastero di Malco. Lui consegnò la donna alle vergini e abbracciò la vita monacale. Girolamo conclude il racconto suggerendo ai posteri di tramandare anch'essi questa storia alle generazioni successive, perché sappiano che si può essere casti nonostante le prove. Nello spazio letterario latino, la vita di Malco si trova al crocevia della geografia, del romanzo antico, degli studi di letteratura cristiana, di letteratura classica, degli studi sul monachesimo, della storia della spiritualità cristiana, della storia della Chiesa, della patrologia, eccetera. Si tratta di una breve opera scritta da Girolamo tra gli anni 388-392, di cui il carattere ascetico monacale è ciò che risalta ad un primo contatto. Sebbene Girolamo avesse composto un'opera di motivazione cristiana e parenetica della castità monacale,
La dipendenza della vita Malchi dai classici latini è evidente a tutti i livelli: lessico, sintassi, retorica, motivi, tecniche narrative, nonostante il rapporto di Girolamo con i classici non sia stato univoco né pacifico. La vita Malchi è presentata tradizionalmente in una trilogia di vite monacali, assieme alle vite di Paolo Ilarione. Ci sono tuttavia molti aspetti letterari e concettuali che la rendono diversa. L'elemento classico è che è più forte rispetto al biblico, in quanto ai motivi e argomenti questa Historia Castitatis echeggia temi dell'epica e del romanzo come l'amore, il viaggio, ma con un'impronta notevolmente cristiana, la padronanza del proprio corpo per un motivo religioso, dove sembra che persino il suicidio sia una possibilità pur di non peccare. Il testo si pone in continuità con la letteratura classica, e in particolare con l'epica, la biografia e il romanzo, e con la geografia greca, ma si trova soprattutto agli inizi della geografia latina, riunendo caratteri della letteratura classica e cristiana. Occupa un posto importante nella letteratura latina. Inserimento della vita Malchi nella tradizione umanistica. La prima motivazione per parlare della vita di Malco come di un'opera di tradizione umanistica proviene dal fatto che è rimasta una traccia dell'Humanitas di Girolamo, la sua riconoscenza verso i canoni antichi. Girolamo è umanista per l'apertura a ciò che riconosceva valido e bello in una cultura che non era la sua, perché anzitutto egli era cristiano. Non si tratta di un atteggiamento insolito. I padri della Chiesa si mostrano in genere umanisti nel riconoscere ciò che è eccellente e culturalmente diverso. Loro hanno visto l'ella del Cristo, l'educazione, l'humanitas, comprende il riconoscimento di ciò che eccelle. Un secondo elemento che accosta la vita di Malco a questa tradizione è che rivela un altro aspetto del Girolamo umanista, l'educatore. L'humanitas è amore per il prossimo, filantropia, e ciò si traduce nell'aiutare gli altri a vivere degnamente, da uomini, traguardo irrealizzabile senza l'educazione. Un elemento essenziale nella tradizione umanistica è la paideia, non lasciare il giovane in preda ai suoi istinti, ma educarlo. Girolamo è attento ai bisogni dei più giovani e non sviluppa un percorso intellettuale estraneo alle esigenze educative. Lui nella vita Malchi, particolarmente nella conclusione, lascia una traccia della volontà pedagogica che sempre lo accompagnò. Con questo racconto lui incoraggia chi ha intrapreso il cammino della virtù realizzata nell'unione tra vita e pensiero, orizzonte della paideia umanistica. In terzo luogo, l'opera esprime anche una caratteristica notevole della tradizione umanistica: affidare al racconto e alla metafora uno spazio importante nell'elaborazione del pensiero e nella paideia. In questa tradizione viene riconosciuta una certa precedenza alla retorica, alla metafora e anche alla narrazione nella filosofia. Sotto questo profilo Girolamo non è lontano dalla filosofia, sebbene può sembrare più un uomo di cultura che un filosofo. La tradizione umanistica riconosce anche nella formazione il nozionismo deve essere ridimensionato. Perciò nel formare il racconto, l'uso della metafora, della poesia sono irrinunciabili. Girolamo sceglie di raccontare una storia edificante per ammonire i più giovani. In quarto luogo, nella vita Malchi c'è una dimensione sapienziale. Girolamo intende trasmettere una sapienza. Il testo si presenta come un racconto portatore di una conoscenza da considerare da parte di chi ha intrapreso il cammino virtuoso. La tradizione umanistica si rivela sapienziale perché orienta verso la filosofia, nel senso etimologico, come orizzonte intellettuale ed esistenziale.
la ricerca dell'assoluto, del senso e del bene dell'uomo sono costanti di volontà di sapienza, attuata tanto per via filosofica come religiosa. Da qui che la letteratura non possa essere compresa senza tenere conto della sua attenzione verso le questioni profonde. Oltre che dalla ricerca della verità come movimento, la tradizione umanistica è costituita da un sapere sedimentato nel tempo che non si discosta da un certo pensiero forte, secondo cui alcune verità fondamentali possono essere conosciute. Si può parlare dunque di sapienza di tradizione umanistica per riferirsi ad alcune certezze che costituiscono un patrimonio di sapienza universale, raggiungibile sia per ragione che per fede religiosa, come ad esempio la regola d'oro: tratta gli altri come vuoi essere trattato. Una tra altre, che la vita deve essere guidata dalla retta ragione e non dagli impulsi, come succede per gli animali. L'uomo si definisce in antinomia con gli animali, ricordiamo il binomio humanitas veritas, i quali non possono agire che mossi dall'istinto. L'humanitas porta al controllo di sé secondo retta ragione, all'ordine sugli impulsi, che si esercita in maniera paradigmatica nella vita sessuale, dove si incontra la ragione con le forze primarie della persona. La Vita Malchi è una storia che tratta della padronanza sul proprio corpo. Questa Historia Castitatis si trova in linea di pensiero con una parte importante della sapienza pagana e cristiana, gli stoici in particolare. L'uomo educato non è solo chi conosce molte cose, ma anche chi ha controllo sulla propria affettività, che spesso spinge alla ricerca del piacere personale senza curarsi del bene degli altri. Dal canto suo, l'ascesi cristiana monacale è una vittoria dell'ordine suggerito dalla ragione, potenziata dalla grazia di Dio sul causa degli impulsi naturali, che con frequenza spingono verso il peccato. La vita di Malco per la Paideia. Qualora fosse ammessa la validità della tradizione umanistica, leggere questo racconto può risultare pedagogico perché offre un esempio di umanista in Girolamo, uomo che apprezza la cultura antica e si interessa nell'aiutare i giovani. Ricorda il traguardo della Paideia come formazione che unisce vita e pensiero nella sapienza e la virtù, testimonia l'importanza del racconto e degli esempi nell'educazione, accenna alla necessità di essere educati per la vita con una sapienza che integri le conoscenze, orienta verso la sessualità ordinata dalla ragione e alla padronanza di sé in generale. In un corso scolastico di letteratura, il maestro ha la possibilità di proporre ai giovani come modelli sia Girolamo che Malco, la cui imperfezione lo rende moderno per certi versi. La scelta di un racconto, a differenza di altri tipi di testi, stimola l'attenzione, l'uso dell'immaginazione, dell'empatia e probabilmente dei rimandi autobiografici che sono da tenere in conto nell'educare. La perfezione del latino apre ai commenti stilistici ed estetici. Il testo dà l'occasione per invitare alla virtù e al dominio di sé. Didatticamente ha pregi notevoli perché è una narrazione scritta in un latino abbordabile, con un ritmo agile, di ambientazione esotica e tanti colpi di scena in grado di attirare l'interesse dello studente. Grazie.